Cari amici, nelle precedenti puntate abbiamo visto la sollecitudine pastorale del giovane sacerdote Alfonso de Liguori. Egli si dedicava tutto a Dio e alla sua Chiesa e le sue preferenze si orientavano verso la gente semplice. Amava i poveri ed i peccatori. In questa puntata seguiamo la maturazione ed una grande realizzazione di Alfonso. Fondare una congregazione di sacerdoti e laici che si dedicasse alla predicazione ai poveri e agli abbandonati. Un terribile terremoto. O martedì santo 2731 ci fu un terribile terremoto che arruinai le province e Bari, Lecce, Foggia e Ata ancora. I vescovi delle città cercai una congregazione da propaganda e mannà parecchie missionanti per predicare e santa missione a quella povera gente che piagnevano i morti loro e tenevano le case sgarrupate. O prima e questi missionanti fu Alfonso. Immaginano poco che si fidava Alfonso perché la povera gente. Faticaia come una ciuccia e faticaia troppo assai per la salute sua. Quando Alfonso tornai a Napoli, dopo tutto quello tempo assai travaglioso trascorso da città e Foggia a scendere a Bascia, si sentetto veramente stracco e strutto. A varca d'Alfonso aveva trasino poco dentro una porta e aspettava là che tornasse le forze e ascesso solo per fatica. E a così esse, che privo di compagni suoi, scegliette una consigliata a Don Peppe Panza, nobile sacerdote da Marfa, e io a Menore per passare un poco tempo dentro una casa rummita che si trovava in coppa a una montagnella, proprio in faccia al mare. E pigliai una vasciella, 5 l'ora, perché in coppa a sta montagnella. Partettene. Ma la montagnella non era quella che loro si aspettavano, perché quella vasciella non era una barca commallata, ma era la barca del Signore. O vasciella, che portava i 5 uomini e Dio, lassai in Napoli con un bel sole sbrennente e l'aria dolce da metà e maggia. La barca filai dritta insino a Sorrento, ma enne dopo crape, o tempo si cagnaia. O gorfe salirne, non teneva la stessa capa che in Napoli, che asciusciavano vento a fa paura e o vasciella ballava in coppa all'onna. E sbarcà a Marfa perché a salutare l'arcivescovo Monsignore Michele Bologna non fu cosa. S'avettero accontentare e scendere a Menore, addosteva la casa rumita, che la vedettero sulla lontana, alle corde di chi comandava quella barca. Quando il mare s'arriposai un poco, tornai a Marfa. Dentro all'arcivescovato incontraino o vicario do vescovo e scala, Don Matteo Angelo Criscuola. Doppe salute chi sta di mannaio. E come mai a questi parte? Saputo perché Don Matteo Angelo, che era buono e cuore, dicette: e perché volete in coppa a Menore? Ma no, salite in coppa a Scala. Là trovarete una casa rommita che è alla fine del mondo. Allà potete vedere il mare Napoli e chi le salierne. Cagliane d'Osarne, per quanto è grande. E poi potete fare opera santa con tutti quelli crapari e pasture che non ci stanno e sono abbandonate. Io vi do ogni licenzia. A Donna Alfonso le piacette questo progetto,
montagna per montagna, gradiata per gradiata, sceglieva quel che povero ha portato Gesù Cristo. E così, invece da casa rumita Santo Nicola, un coppa minore, si imbarcarono per quel e Santa Maria dei Monti, un coppa scala. A quel tempo, ma questa gente do posto l'ha fatta insino alla prima parte del secolo passato, si arrivava a scala, saliendo una scalinatella scavata e sistemata dentro un vallone del Draone. Ma quando Alfonso e compagni arrivarono in coppa scala, sapettero a fare di 3 volte tante gradiate per salire insino a Santa Maria dei Monti. Scala è una cittadina sovrastante Amalfi, che ha origini lontanissime e di cui abitanti fondarono Amalfi. È stata sede vescovile dal 987 al 1818. Nel periodo di maggiore floridezza, Scala vantava ben 130 chiese e parrocchie, con numerosi monasteri, palazzi gentilizi e torri. Un suo cittadino, Fra Gerardo Sacco, fondò nell'undicesimo secolo l'Ordine degli Ospedalieri di Gerusalemme, che poi divenne l'Ordine dei Cavalieri di Malta. Ti dico in verità che quando ero giovane l'ho già fatta pure io, sta gradiata, pede catapede. A Coppa Scala a Santa Maria e ti assicuro che è una vera meraviglia, una cosa che non si può scordare. Passando tra arbori e castagne e faite, fermando a guardare mono junipero, naglie salvatiche e mona ianeste, Canu Gigli San Giovanni e l'Anna Rosa Marina, nanda e piera na panzè e più lontana una chioppa schiattuna, arrecriando per i colori dei ciure e po' cielo che hanno poco vire e nato poco si nasconde, tu arrivi in coppa a tutte e ti trova a coppa a 1000 metri. Non ti paro vera. E ti crede e puoi toccare che in mano o Castielle Lettere, o Scuoglie Ruvigliano, o Cium Sarno, o Porte Napoli, è tutto bene Dio, che là si può vedere. Che li volte che io ci sono saluto, ho incontrato gente a cavallo, che gli va spassa, e gente che, innamorata da montagna e do mare, è capace di partire a Coppa Abbadia da cava e passando per Santa Maria dei Monti arriva insino alla chiesa di San Michele, un coppo ponte faita. Ma quando non ci saglietta Alfonso, quelle che incontrai furono pecore, crape e crapare, gente ignorante e bisognosa di sentire una parola di Dio, e sentire una messa e si confessare. Alfonso e là di compagna si dettano a fa e spannendo la voce si vedettero attorniata a tanta campagnola e pasture che sparevano con maccana per sentire una buona parola, per avere una benedizione. A voce che faceva Alfonso in coppa a Santa Maria, arrivai pure il recchio do vescovo e Scala. Questo omitai a dire la messa a domenica appresso e a tenere una predica. Alfonso fu così chino spirito che facette chiagnere a gente. Contano che la gente si luzzava e alluccava, in una maniera che i strilli arrivavano a sentire pure i monache del Salvatore, che stavano poco lontano dalla chiesa. Questo o volevano sentire pure loro, chi lo predicatore. E Alfonso, prato da Monsignore Santoro, e volette accontentare. Se ne partette per Napoli, che ha promesso
e tornò un'altra volta a Scala per pregare una novena di un mese di settembre e quell'anno 1730. Salito a Scala per riposarsi un po', Alfonso si trova a fare apostolato e a conoscere una realtà sociale che lui non avrebbe mai immaginata. Gente sprovvista dell'assistenza spirituale. Questa presa di coscienza, come vediamo subito, lo turba sensibilmente. Ebbe anche modo di predicare nel Duomo di Scala, impressionando favorevolmente clero, suore e popolo. La specifica richiesta delle suore di clausura di avere una predicazione a loro beneficio lo induce a ritornare a Scala. Questo ritorno a Scala sarà determinante nella vita di Alfonso. Non sapim, attorno a Napoli, che capa tenet o mare. Sapim invece che le cange stava in capo Alfonso, un tremendo vascello s'avviava lì sotto Vesuvio. È mai possibile, s'addimannava Alfonso tra isse e isse, che tanta gente per mese e mese non vedono un prevede. Non trasano in una chiesa, non sanno manco chi l'ha creata. E poi, ienno co pensiero e via e chiese Napoli, pure là, diceva, che fanno tanta prievita? Oggi fatto tanto per una Lazzara e gente vasciamana, ma qua, in coppa a sti montagne, ci stanno un mondo che pare scordata a Dio. E guardando Porto Napoli che si avvicinava sempre più, a già vedere che già fa, sospiraia. Non mi posso stare, o Signore non mi perdona. E sto pensiero, non mi posso stare, o Signore non mi perdona, le sbatteva dentro il orecchio, dentro i chiocchi, notte e giorno. Più brava e più si capacitava che Dio l'aveva fatta una razia, che e vedè che essa aveva bisogno di gente che si pigliava cura e altra gente scordata da tutto quanto. Queste considerazioni di Alfonso seminano in lui il dubbio che quanto ha fatto finora per la Chiesa di Dio non può soddisfarlo più, non può soddisfarlo pienamente. La sua attività pastorale, la sua vita deve cambiare rotta. Tutto ciò non è facile. Quando ritornerà a Scala, la sua titubanza riceverà un altro colpo che lo scuoterà in modo decisivo. A settembre, come promesso, tornai a Scala per pregare una novena do crocifisso dinto vescovata e dinto monastero allora e Santa Sarzizia e Monaco do Salvatore. Ma non c'è stava dinto a quello monastero una monaca santa che si chiamava Sora Maria Celeste Crostarosa. Questa non sapeva niente e quello che passava per la capo di Don Alfonso e con tutto questo avette una visione del Signore. Vedette una congregazione nuova e prievita che pregavano per paesielli e per campagna. E tra queste vedette pure Alfonso
e sentette una voce che le diceva: «Chiste è chill che io ha gescivito come capo che sta congregazione». Un giorno, sta Monica parlando con Affonso e cose sue, le contai ho fatte. Affonso non c'era umanetta a sentire queste cose. Issa sapeva che i pastori e i crepari di Santa Maria de Monte si portava dentro il cuore e dentro i pensieri suoi, ma non si vedeva in te panni in un capo in una congregazione nuova. E a così si comincietta, o se volete cominciare, che Monica era una sballata, che visione, che sfarnesiava, una pazza. E poco che l'incucciava, Affonso chiudeva in capo, aizzando pure la voce e facendosi sentire da gente. Suor Maria Celeste Crostarosa giunse al monastero di Scala il 9 gennaio del 1724. Dopo 15 giorni indossò l'abito di San Francesco di Sales dell'Ordine della Visitazione ed iniziò l'anno di noviziato. Dopo pochi mesi la Crostarosa ebbe delle visioni in cui il Signore le indicava le regole su cui doveva fondarsi un nuovo ordine religioso. La suora scrisse anche le regole, così come ricevute dal Signore. Non sorprende che la Crostarosa, tra visioni e dettatura delle regole per un nuovo ordine religioso, fosse malvista, derisa e ritenuta pazza. Tale era il contesto del monastero visitandino di Scala quando Alfonso vi predicò un corso di esercizi spirituali ed incontrò così Suor Maria Celeste Crostarosa. Alfonso verificò che la suora non era una visionaria. Il vescovo, su richiesta di Alfonso, autorizzò la comunità delle suore a trasformare le loro regole e ad accogliere quelle dettate dalla Crostarosa. La nuova regola della comunità fu solennemente accolta il 13 maggio del 1731. La Crostarosa è stata proclamata beata. Padre Mazzini addimannai più volte a Fons che era successo che a Monica. Questa le dicette o fatta da visione e chi tome se nascette dicendo just, che non teniamo una congregazione che pensa a sti cose e può essere con Signore a te. E Alfonso, e vabbè, e compagni, a te piglia. Oi canna, io son go prima, si dichiarai Padre Mazzina, e appresso a me, ha visto voglia quando mi arriveranno. Pure o vescovo e Scala e o vescovo di Castellammare, che Alfonso già conosceva e che si trovava a Scala, dicettero che la cosa veniva a Dio e che a Monica non era pazza. Alfonso arrossette e ringraziaia, ma progettaia e sentire a Napoli o pensiero del direttore spirito suo, che era o padre Maso Pagano. Arrivato Alfonso a Napoli, corretta do padre Pagano, e come all'ati voto la rapetto cuore e le dicette quello che la passava per capo. Issa o sapeva che non c'era bisogno in una congregazione di sacerdoti che si interessavano da povera gente come a quelli conosciuti in Coppa a Scala, a Santa Maria de Monte, ma il fatto era che essa teneva paura e non essere capace, degna
e crea quell'opera. E le venivano pure i scrupoli, le coscienze. Sono superbi. Fosse ufana. Volesse tentare il Signore. E il padre pagano sentiva tutto con santa pazienza. Dopo qualche giorno, questo le dicette a Alfonso che quello pensiero suo era una cosa buona e che il Signore ne era contento. Eppure i sacerdoti la pensavano in questa maniera. C'era da attendersi che il progetto di creare una nuova congregazione che si dedicava alla predicazione ai poveri e agli abbandonati non potesse piacere a tutti. Agli occhi di qualcuno il suo progetto poteva sembrare un rimprovero e un deprezzamento dell'attività pastorale svolta da altri sacerdoti e religiosi. Ma non tutte potevi lisce. Farfariella ci mettette a cuore. Alla commensaglia, Alfonso aveva parlato con poche persone e tutto era iuto buono. Quando si sapette per Napoli la notizia, Alfonso fu cuffiato e tutto in maniera. Chi lo chiamava pazzo, chi superbio, chi s'aiuta i capi. Non ci mancava solo che qualcuno l'appennesse il cuore a re di spalle. Quando poi si sapette pure il fatto della visione della monaca, pensa tu che si potette dire per dentro Napoli, quanta ripassatura, si è fatta arravogliare una femmina, ha creduto e sfremesiamento una capa pezza, e sicca de singola. Tra questa gente si mettettero pure o padre Matteo Ripa, che aveva messo l'occhio in quello Alfonso per ne fare una colonna della congregazione sua, e altri compagni dei suoi. Che tu devi sapere che Alfonso, fino a questo momento, apparteneva a più una unione ai sacerdoti. Ci stavano i sacerdoti che pensavano il cappello, quelli del Custatello, e prievo del collegio dei Cenisa, quelli della missione e l'apostolo, quelli della compagnia degli Anca. E tutti questi sacerdoti, o a meglio parte loro, vuoi per una ragione, e vuoi per un'altra, erano sdegnati e lo cuffiavano. E si pigliavano perché creando una congregazione nuova, lo vedevano come un traditore e si appauravano pure che qualcuno compagno del loro si potesse mettere qua a Alfonso. Pursi dentro un monastero in scala, a dove stava Sora Maria Celeste Crostarosa, certi monache non credevano al pensiero d'Alfonso. Ma i due previti che dettano più pastiggia a Alfonso furono o masta sua e teologia Don Ciullo Torni e o zia sua Don Matteo Gizia. In coppa stufata ti potrei contare tante cose e nominare tante altre persone, ma non la voglio dire a lungo. Ti dico solo che padre Pagano e padre Fiorillo, nato Sant'Om che pensava come Alfonso, consigliarono a essa per nascere a questo imbroglio e scegliere o Monsignore Falcoia come direttore suo spirito. E a così facette Alfonso, pure se le costava caro, lascià a direzione padre Pagano. E consigliata a questa, s'obbligaia, innanti a Dio, sotto la pena di peccato mortale, e non lascià mai a direzione e Monsignore Falcoia. Questa fu un'amarissima esperienza per Alfonso
era duro constatare che molta gente non solo non credeva alla bontà e alla sincerità della sua scelta, ma lo derideva pure. E gli costava parecchio notare che questa chiusura nei suoi confronti non proveniva solo da persone ignoranti, ma da gente che conosceva benissimo che lo Spirito Santo può servirsi anche dei sassi per realizzare un suo progetto. E Alfonso non era un sasso, era qualcosa molto preziosa, molto più preziosa dei sassi. Fino a quando Monsignor Falcoia non le detta a licenzia e mettere mano all'opera sua, Alfonso avetta supportà atti pena per via chist e de chill. In una lettera mannata a Falcoia scriveva: Padre mio, per carità, priest, 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 che io me innamoro do desiderio. E continuava dicendo che l'aveva scapurià a certe fatiche che essa l'aveva data a Napoli per poter accominciare subito l'opera della congregazione nuova. E questi sono i compagni d'Alfonso. Entramente Alfonso aspettava l'ora della partenza e stu vascello do Signore, si guardai attorno per vedere chi erano i marinari che volevano vucare con essa. S'abbedette che, come spesso capita a sto mondo, certi sacerdoti che dicevano e promettevano e pigliava via con essa alla stringere dei sacchi, chi per una ragione e chi per un'altra si facettano a rete. E dentro sacco si trovavano poche compagne, capote conte. E a così fornisce la prima parte da vita d'Alfonso de Liguori, che prima fu i pagliette e poi si facette preva per amore di Gesù Cristo e da povera gente. Ienna appresso e si tiene la pazienza e mi sentono ancora, vedimmo che si fide fa, che a grazia di Dio sto napolitano in Napoli. Alla prossima puntata.